buonasera a tutti. Innanzitutto io vorrei ringraziare l'amministrazione e il magistrato per avermi dato l'opportunità di realizzare questo scudo. Volevo dire che per me realizzare proprio il premio di Aste Bacchetta ha un significato particolare, visto che io stessa per quasi 10 anni ho fatto il tamburino, perciò quello che ho voluto rappresentare in questo scudo è in realtà l'unione che c'è tra coloro che si impegnano tanto per realizzare questa manifestazione. È vero la divisione dei colori, delle contrade, ma la passione che unisce con la pergamena in fondo ogni singolo sbandieratore, ogni singolo tamburo è l'amore per la propria contrada e per la volontà di far figurare in piazza al meglio i propri colori. È uno scudo realizzato in ulivo, metà pirografo e metà dipinto, dove c'è rappresentato il castello, che è il simbolo per eccellenza di Piancastagnaio, nonché il luogo dove si svolge la manifestazione di Aste Bacchetta. L'onda che vedete sotto vuole essere il movimento delle bandiere che in quella serata comunque sventoleranno nel cielo, e poi naturalmente tutte le contrade che danno vita alla festa, che danno vita alla manifestazione, e come dicevo in fondo è la pergamena che le riunisce tutte insieme nella passione per i propri colori.